Andiamo avanti. Tutto parte, vi avevo detto prima ve lo leggo perché siccome ho dovuto concentrare il tutto, non potendo fare per ogni diagramma un foglio, una diapositiva, ho concentrato, però insomma vi dico come stanno le cose. Questo è quello che si chiama il burden sharing, che sono andato a vedere la traduzione, sono i riporti condivisi, si chiamano riporti condivisi, cioè l'Unione Europea dice voi dovete raggiungere il 20 di rinnovabile sul consumo. All'Italia è stato assegnato a livello nazionale il 17, l'Italia ha suddiviso la percentuale che equivale a 17 nelle varie regioni, anzi per dire la verità non ha diviso il 17, ha diviso il 14,3, perché il 2,7 dice lo importeremo dall'estero, cioè dovremmo importare anche le rinnovabili, non so se mi spiego. Comunque del 14,3% la percentuale che spetta all'Italia è il 10,3%, al Veneto scusa, è il 10,3%, è il famoso 10,3% della prima diapositiva. Normativa. Allora, la normativa ovviamente è divisa fra Unione Europea, Italia e Regione Veneto. Ho già fatto capire prima che mentre da una parte l'Unione Europea ha una spinta strategica a partire da Kyoto e continua, l'Italia ha un impegno a balzi, la Regione ha interventi frequenti ma sono puntuali. I regimi di sostegno, l'Unione Europea parte da un principio fondamentale: i soldi li diamo attraverso i programmi se sono coerenti con le nostre politiche, altrimenti niente soldi, e ce ne sono tanti. L'Italia usa gli sgravi e i certificati verdi e bianchi come sostegno, la Regione Veneto usa i programmi POR e i PSR, i piani di sviluppo rurali che sono finanziati dall'Europa. Produzione, ecco qua, quello che la Regione Veneto produce a livello energetico. Primo dato, a livello nazionale è leggermente più basso, ma simile a livello regionale, l'85% dei consumi nazionali viene garantito da importazioni di combustibili fossili, petrolio, gas e carbone. Quando do i dati del 2010, che sono gli ultimi dati disponibili nel piano 2010. Nel 2010, allora, chiarissimo subito che se i consumi nazionali vengono garantiti dai combustibili fossili e l'85% viene importato, noi dobbiamo tentare assolutamente di liberarci dal carbone fossile. Nel 2010 i consumi finali lordi sono 11.000 circa migliaia di teste e sono suddivisi: il 27% lo consuma il settore residenziale, il 12% il settore terziario, il 29% l'industria, un altro 29% i trasporti e il 2% l'agricoltura, cioè l'agricoltura consuma proprio poco e niente. La residenza e il terziario hanno un 39%. I combustibili che la regione consuma durante la produzione di energia sono per il 39% gas, 25% energia elettrica, che è l'unica cosa che produciamo in parte, ovviamente non produciamo altro se non energia elettrica, 21% gasolio e 8% benzina. Se andiamo a vedere i vari settori cosa consumano, l'agricoltura è il 72% di gasolio e 18% di energia, significa che l'agricoltura usa soprattutto gasolio, l'industria usa soprattutto metano e energia elettrica, il residenziale usa metano, energia elettrica e biomassa, il terziario usa energia elettrica 52 e gas 46, i trasporti usano
tanto per parlare di trasporto, usano 65% il gasolio, 65% dell'energia che consuma deriva dal gasolio, 27% benzina, 4% GPL, praticamente tutto, perché anche il metano fa fatica a entrare nei trasporti, figuriamo se qualsiasi altra cosa alternativa. Nel 2010 la regione ha emesso 35.907 migliaia di tonnellate di CO2. Allora, la produzione, i consumi e il deficit. Cosa produciamo? 2011 produciamo 13.506 migliaia di TEP, che sono divisi 31% circa idroelettrico. Da sempre noi produciamo rinnovabili attraverso l'idroelettrico, da sempre. Adesso si tende anche a rivedere, a riesaminare la possibile apertura di piccole centrali che fino a poco tempo fa sono state chiuse perché non economiche. Produciamo attraverso produciamo termoelettrico, sopra il 62%, produciamo eolico che poco e niente, produciamo il fotovoltaico che è 6,8%, praticamente di tutto quello che produciamo il 62% è termoelettrico, il resto è idroelettrico e fotovoltaico. La produzione elettrica è divisa fra 431 migliaia di TEP per le rinnovabili e 756 per le non rinnovabili, mentre la termica sono 409, produciamo anche un po' di biomassa che è 409 migliaia. I consumi, li abbiamo detti prima, sono al 2010 2.729 migliaia di TEP, i carburanti per i trasporti consumano 3.165 migliaia di TEP e la termica 5.151, per cui abbiamo un deficit energetico. Al 2010 consumiamo 11.000 migliaia di TEP, 11.000 circa, e produciamo 1.597 migliaia di TEP, con un deficit dell'86%. Nel 2010 consumiamo 2.729 migliaia di TEP di energie elettriche e ne produciamo 1.187. Di quello che consumiamo in energia elettrica, circa metà la produciamo fra l'idroelettrica e il fotovoltaico.